La regione siciliana ha già pronto un provvedimento per fronteggiare la crisi economica ed in particolar modo turistica a causa dell'emergenza coronavirus. Ed infatti l'assessore al turismo Manlio Messina ha presentato un pacchetto di norme per aiutare la filiera alberghiera ed extraalberghiera, consapevole che il settore turistico che produce in Sicilia un alto fatturato rischia di perdere una fetta importantissima di visitatori. Per incentivare le prenotazioni da parte dei turisti, la Regione pagherà alcune notti di pernottamento. Ad esempio, se una famiglia prenota un albergo per 5 giorni, 2 giorni li pagherà la Regione, se prenota 8 giorni li pagherà 3 e così via. Un modo per immettere liquidità in un settore che prevede per il 2020 una stagione estiva pessima. Tutto ciò consentirà ai turisti di poter prenotare nelle strutture alberghiere e nei bed and breakfast. Previsti inoltre aiuti fiscali anche alle agenzie di viaggio. Le associazioni sportive avranno gli stessi finanziamenti del 2019 anche senza aver svolto alcuna attività ed anche con un incremento maggiore a 10 milioni avranno i teatri e gli enti culturali sostenuti annualmente dalla Regione, anche questi senza alcun spettacolo, causati naturalmente dall'emergenza coronavirus.